Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto il titolo, oggi parleremo di una difesa radionica casalinga che comporta sia la difesa per noi che per l'ambiente familiare, e poi vediamo anche, metterò in questa pillolina un circuito che stiamo promuovendo il The Garden Marietto Veneziano per la difesa dello stivale della mamma patria. Bene, iniziamo chiaramente con chiedervi di iscrivervi al canale di The Garden vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Per chi non lo sapesse, i link sono sotto qui in descrizione. Prima dei commenti c'è la descrizione del canale e con i vari link dove si può venire gratuitamente anche nel canale del Telegram, dove il The Garden Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico alle 20:30 ogni lunedì sera, gratuito chiaramente. Poi importante anche che andiate nel sito capitano.altervista.org a scaricare i vari PDF e ebook in cui io metto qui i vari circuiti, e trovate nei ebook e nei PDF il contenuto che metto qui, sono gratuiti, oppure anche nei gruppi di Facebook. Vi ricordo anche che al mercoledì il vostro Marietto alle 20:30 risponde gratuitamente con il pendolino e le sibille sul canale del tubo, nel canale Marietto Veneziano. Bene, iniziamo subito con il primo quadrante radiostesico per la valutazione, e qui mettiamo il testimone. Il testimone può essere una fotografia, un nome scritto e cognome con la data di nascita, oppure un cappello, un pezzettino di unghia, qualsiasi cosa di biologico che avete del testimone lo mettete qui, e chiediamo al pendolino se possiamo fare questo tipo di protezione per noi, ad esempio per noi, ma potrebbe essere anche per un nostro vicino, un nostro amico, un nostro cliente, e vediamo che il pendolino dice di sì. Vedete? Bene, a questo punto siamo sicuri che la cosa andrà a buon fine. Andiamo avanti, e questo circuito, questo scudo che noi utilizzeremo, ha solo bisogno di 10 minuti al giorno di protezione. È uno scudo Servants in cui io ho già spiegato alcuni utilizzi, o il suo utilizzo primario, già in una pillola nella 10ª lezione di radiestesia basic, no? Ma oggi metteremo qualcosa in più a protezione della nostra casa, oltre a questo scudo Servants. Quindi mettiamo qui il testimone e chiediamo a che ora, perché bastano solo 10 minuti per quello scudo per entrare in operazione. Chiediamo alla mattina a che ora possiamo attivarlo, e il pendolino ci dice che alle 6:30 più o meno possiamo attivare lo scudo Servants. Questo scudo ci difende sia da azioni negative, sia da parassiti e quant'altro, sia anche a livello vibrazionale dei corpi sottili, anche a livello biologico, cioè ci rimette un po' in sesto un po' l'energia del corpo. Quindi alle 6:30 noi ci sveglieremo e metteremo il nostro testimone in questa macchina radionica per almeno massimo 15 minuti, e vi ricordo che la sua pulizia dura ben 36 ore, quindi se noi vogliamo prolungare questa pulizia la teniamo per almeno 10 minuti, poi dopo un giorno e mezzo rifacciamo l'operazione. Mettiamo qua il testimone, prendiamo il pendolino e gli facciamo fare almeno 21 giri. Vedete? Qui possiamo mettere la nostra foto o il nostro testimone, oppure la foto di un'altra persona, e questo scudo Servants dura esattamente 36 ore. Mi raccomando, lasciatelo massimo 15 minuti, dai 10 ai 15 minuti. Se lo lasciate di più potreste avere un sovraccarico di energia e quindi magari stare un pochettino male, perché troppa energia, ve l'ho già spiegato con i Bovis, non è positiva, e quindi vi brucierebbe il campo eterico. Quindi 10-15 minuti, dopodiché lo togliete. Bene, poi se noi vogliamo influenzare ancora maggiormente l'ambiente in cui viviamo, possiamo usare questo circuito invece che ci è stato donato dai sciamani brasiliani. Questo circuito non ha bisogno di attivazione, basta stamparlo e metterlo in un posto tranquillo di casa, sopra un armadio o su una parete. Lo si lascia e al massimo un mese, perché questo circuito proprio taglia tutte le negatività, tutte
metto anche a favore di camera così che si possa vedere. Vedete, questo circuito si trova nel sito del capitano.altervista nei suoi ebook, nell'ebook del capitano.altervista. Non bisogna metterci niente qua sopra, è un circuito che lavora per gli ambienti, quindi in teoria si dovrebbe mettere in un ambiente in cui si vede su una parete, ma alcune volte non si può, e allora va bene anche se è posizionato sopra un armadio o dietro una porta. Guardatelo bene. Ok, quindi ci è stato regalato dai sciamani del Sud America. Bene, poi il legale Marietto Veneziano in questi giorni stanno studiando un circuito per lo stivale, vedete? Questo qui lo si trova nei gruppi del Marietto Veneziano e di Hildegard e nei migliori gruppi di Facebook, dove anche il vostro Marietto Veneziano è un moderatore, in quello della Paola Chiarilli e in benessere bio, benessere bio, in benessere bio, ecco sì, dove anche il vostro Marietto Veneziano e la Laura Ciofini è l'amministratrice, e questo lo si trova in questi gruppi di Facebook. Lo si può scaricare gratuitamente. Bene, come si opera l'ho già spiegato in un'altra pillola e quindi non mi dilungherò, però serve da coadiuvante anche per questa operazione magica che ha intrapreso Hildegard nel gruppo di Telegram, per fare questo cerchio di fuoco, muro di fuoco per lo stivale. Il concetto è molto semplice: qui c'è l'Italia, il pentalfa che difende l'Italia e il decagono che in un certo senso raggruppa. In teoria poi, ma anche in pratica, per poter rinforzare questo circuito bisogna usare le 4 candele vitalizzate, e se non sapete come vitalizzare delle candele basta che guardate la pillola del vostro Marietto Veneziano che l'ha spiegato bene, e quindi attivarlo o al sabato o al martedì o all'alba o a mezzogiorno in luna crescente. Questo non è obbligatorio, chi lo vuole fare si fa per 9 mesi, una volta al mese o al sabato o al martedì di luna crescente si attiva questo circuito radionico per protezione dell'Italia. È una cosa molto importante perché serve a coadiuvare questo gruppo di maghi in erba che Hildegard sta facendo crescere nel gruppo appunto degli Arcieri Bertoldini in Telegram, dove alle 20:30, lo ripeto, lunedì si incontrano per questi studi esoterici, e c'è anche presente il vostro Marietto e anche la Milas come moderatrice. Bene, detto questo, cari amici, vi ripeto, questo circuito è per la casa, si lascia in un posto visibile possibilmente, ma se no anche dietro una porta, in posti in un certo senso non troppo visibile all'occhio, comunque lavora in ogni caso. E poi questo circuito, questo scudo, scusate, dei fratelli Servants, che serve proprio per, in un certo senso, proteggere solo una persona, in questo caso qui, e anche rinforzarla a livello biologico. Bene, cari amici, il vostro Marietto finisce qui. Vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard e Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram, dove, come vi ho già detto, alle 20:30 ogni lunedì sera c'è un incontro di studi esoterici gratuiti. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!